Signori, buonasera e benvenuti alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi un gradito ritorno di Antonino Galloni, detto Nino. Qualche anno fa è venuto a trovarci per una conferenza che ha segnato veramente un'epoca e allora l'ho brevemente presentato. Io credo che ora, dopo qualche anno, Nino sia diventato assolutamente impresentabile, cioè praticamente lo conosciamo tutti. Io spero di avervi fatto cosa gradita. Lui preferisce che questa sera sia una serata, diciamo, in cui lui parla un po', e gli ho chiesto di parlare del suo ultimo libro, però avrebbe piacere che poi la serata si svolgesse con tante domande da parte vostra. Io vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Allora, quando vengo nei posti delle conferenze, la domanda che tutti mi fanno è: professore, ha bisogno di qualcosa, di slide, qual è il supporto tecnico, eccetera. In realtà io non preparo mai le relazioni che devo fare, per due ragioni. Primo, perché non so mai bene quanto è il tempo e con le slide ti regoli malissimo. Secondo, perché bisogna vedere che tipo di pubblico uno ha davanti. Mi ricordo un episodio ad Amelia, che è un comune nella provincia di Terni, mi chiamò l'Università degli Anziani a fare una conferenza, e quindi io andai là pensando dando per scontato tutta una serie di concetti riguardanti la Prima Repubblica, come era andata l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, e via via, le cose buone e poi le cose cattive che sono successe. Invece degli anziani mi trovo le ultime classi di un liceo. Quindi ho dovuto spiegare tutto. Se mi fossi portato delle slide avrei fatto un disastro. E stasera la sensazione che ho è che ho di fronte prevalentemente persone non solo che hanno letto qualche mio libro o hanno visto più di uno dei miei video, ma che hanno fatto anche delle esperienze negli ultimi lustri, sperando di combinare qualche cosa che servisse a rimettere in qualche modo in movimento, a recuperare qualche cosa di questo benedetto paese che, come sapete, ha preso una deriva nefasta dai tempi dell'omicidio di Moro, ovvero dai tempi del divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia. In genere parlo sempre di queste cose, quindi stasera un aspetto che potrei fare è quello di un aggiornamento anche della parte così politica, quello che sta succedendo in Italia e quello che potrebbe succedere, che penso vi interessi. Ma prima, come ha detto Francesca, vediamo un attimo il senso di questo testo. Il senso di questo testo è di dare dei messaggi chiari e non equivocabili del fatto che da non molto tempo siamo entrati in una fase del tutto nuova, di cui non abbiamo completa, piena consapevolezza, ma proprio questa condizione aggrava la nostra sofferenza, cioè la percezione di qualche cosa che non va, che più o meno si capisce. Vedremo che non è assolutamente sbagliato prendersela con l'Europa, con l'euro, eccetera, eccetera, ma c'è dietro ben altro, cose anche più gravi, che probabilmente hanno portato a far essere l'Europa quello che è adesso, con tutti i suoi aspetti negativi che non sto qui a ripetermi perché li sentite tutti i giorni, ma c'è qualcosa che riguarda proprio tutto il nostro sistema. Allora, mi trovavo l'estate scorsa, quindi sì, era luglio, stavo a Bologna a pranzo col professor Enzo Spaltro, e lui a un certo punto, una conversazione che facevamo con altre persone più o meno forbita, eccetera, eccetera, ha tirato fuori una frase che lì per lì mi è sembrata poco rilevante. Ha detto: sai Nino, qui bisogna capire che la religione è tornata ad essere molto importante. Lì per lì non ho dato peso a quella frase, però poi, tornando a Roma, eccetera, non so perché
qualcosa mi ha frullato nel cervellino, per cui poi mi sono messo lì. In genere scrivo i miei libri in agosto perché è un momento un pochino più tranquillo da un certo punto di vista. E ho messo insieme un po' tutte le mie esperienze, le mie riflessioni in questo libro, che poi in effetti si chiama L'altra moneta, poi spiego meglio i sottotitoli. In fondo il punto di partenza del testo è che noi abbiamo avuto una grandissima rivoluzione, un grandissimo cambiamento circa 10.000 anni fa, quando improvvisamente in moltissime aree del pianeta che sicuramente non comunicavano fra loro, gli umani si sono inventati quasi da un giorno all'altro, questo lo testimoniano gli archeologi eccetera, quello che in generale chiamiamo l'agricoltura. In precedenza gli umani vivevano principalmente di caccia, pesca e raccolta di frutta offerta direttamente dalla natura. Non ci vuole molto a capire che quegli umani prima della rivoluzione agricola non avevano la moneta, come la conosciamo noi. Dio era nella natura, era nelle forze della natura. C'era un rapporto diretto anche fra maschile e femminile, con una relativa divisione dei ruoli, e cosa più importante che poi abbiamo visto nell'ultimo caso di popolazioni che si rifacevano a quel modello, cioè gli indiani d'America, un rapporto particolare con la natura, un rapporto certamente non di dominio, tutt'altro, perché sapevano che dovendo ricavare dalla natura i frutti eccetera, bisognava anche conservare, mantenere, rispettare un certo equilibrio demografico, perché su un determinato territorio un certo numero di persone possono vivere adeguatamente in una condizione, diciamo, di natura florida dal punto di vista degli animali, delle piante eccetera eccetera, ma se si supera quel livello demografico poi non c'è da mangiare per tutti, per dirla chiaramente. Quindi o c'è un riequilibrio perché un po' ne muoiono o se ne vanno, oppure bisogna inventarsi qualche cosa. Allora faccio questo esempio per capire la differenza fra gli indiani d'America e gli cosiddetti occidentali, europei eccetera. Quando gli indiani d'America andavano a caccia del bisonte, uccidevano i maschi vecchi, se li mangiavano e poi con le pelli, gli zoccoli facevano tutte le loro lavorazioni, le tende, i vestiti eccetera eccetera. Perché? Perché uccidere le femmine giovani o i maschi giovani significava che l'anno dopo non c'era più la mandria da cacciare, ok? Quando sono arrivati gli europei, sono andati anche loro a caccia del bisonte, e quando trovavano una bella mandria ammazzavano tutti, femmine, maschi, bambini, piccolini eccetera. Dopodiché sono scomparsi i bisonti. Questa è la differenza. Allora, questa cosa io l'avevo chiara anche quando ero bambino, che studiavo queste cose eccetera eccetera. Quindi ho sempre pensato che l'intensità demografica fosse quella cosa che spingeva gli umani a modificare il proprio modello economico. Questo avviene 10.000 anni fa. Avviene probabilmente per ragioni climatiche, cioè c'è un cambiamento climatico che è favorevole a far nascere, crescere, eccetera, più persone. A quel punto il modello economico precedente viene messo in discussione e quindi si passa immediatamente all'agricoltura. Quello che non è stato spiegato è come ciò possa essere avvenuto, perché sì, ci sono delle cose nell'agricoltura che uno può intuire, eccetera, ma che nel corso non di una generazione, ma di pochissimo tempo, questi fossero in grado di fare gli innesti, vedere il rapporto fra le stagioni e la crescita delle piante,
Ricordiamoci che nella religione egiziana originaria Osiride, no, è il dio degli vegetali, per questa cosa che crescono, ci sono delle piante che crescono in una notte. Io lo vedo andando a correre in un grande parco che sta sotto casa mia, che in certe stagioni dell'anno vado quasi tutti i giorni, il giorno prima, 2 giorni prima non c'erano e sono venuti fuori il sambuco, vatte la pesca, eccetera, eccetera. Che cosa quindi ha determinato questo passaggio? Scartiamo, ma non perché siano invalide, ma perché non è mio filone di ricerca, le ipotesi che siano arrivati gli extraterrestri, vista la situazione, ci hanno insegnato tutto e poi se ne sono andati. C'è chi sostiene questa tesi, io non sono in grado di confutarla, però non è neanche la tesi che sostengo. Io invece sostengo, e lo dico nel libro, e questo è un contributo, diciamo così, all'antropologia economica, che ci fosse un'elite già ai tempi in cui eravamo solo pescatori, cacciatori e raccoglitori, che più o meno sopravviveva, ma contava relativamente. Quando si crea la necessità di passare a un modello economico diverso, che abbiamo chiamato l'agricoltura, questa elite immediatamente è in grado di fornire le conoscenze necessarie per cominciare il primo anno a coltivare dei cereali, allevare gli animali e tutto quello che poi è l'agricoltura, che nelle sue espressioni più, come dire, tradizionali è quasi rimasta invariata da 10.000 anni a questa parte. Ma il tipo di rapporto che hanno questi uomini che fanno la rivoluzione, quando dico uomo intendo maschile e femminile, che fanno la rivoluzione agricola con la natura, ad esempio, rimane lo stesso fino a poco tempo fa, e cioè un rapporto del tutto opposto rispetto all'umanità precedente, che appunto era, come dire, conviveva con la natura necessariamente. Quindi anche Dio era un fattore, quindi la religione da cui eravamo partiti, un fattore immanente nella natura stessa. Le forze della natura, che potevano essere terribili o benefiche, ma erano quelle. Ed era un tutt'uno la natura con l'umano dentro. Con l'agricoltura invece che cosa succede? Succede che invece la natura deve essere soggiogata, arata, inseminata, e si crea un confine fra quello che è civilizzato, cioè dove c'è appunto l'agricoltura stessa, e la selva oscura e la natura selvaggia, addirittura la natura nemica, dove ci sono gli spiriti cattivi, dove ci sono gli animali cattivi, eccetera, eccetera. Questo rapporto di possesso con la natura non è cambiato quando siamo arrivati a fare le rivoluzioni industriali e quello che è venuto appresso, che etichettiamo sotto nel contenitore capitalismo. Poi vediamo cos'è il capitalismo. Ma si rompe questo modello finalmente qualche lustro fa. Perché dico questo? E questo lo spiegavo anche nel libro precedente, L'inganno e la sfida. Perché nei comparti ad alta redditività la domanda di lavoro è decrescente e quindi sempre meno addetti garantiranno tutta la produzione di cui abbiamo bisogno. E abbiamo raggiunto già alla fine degli anni 60 quel superamento della scarsità che prima non c'era. Quindi cioè le capacità produttive e tecnologiche dell'umanità si sono rivelate sovrabbondanti, e quindi è diventato un mercato della domanda, un mercato dei consumatori, perché erano loro che determinavano i prodotti che sopravvivevano e quelli che non sopravvivevano attraverso i meccanismi del mercato. Ora, questo tipo di, chiamiamola sottorivoluzione industriale, perché è sempre dentro quella logica della rivoluzione agricola, cioè di dominio verso la natura, di sfruttamento, di soggiogare, di buono e cattivo, quindi Dio diventa trascendente, la divisione dei ruoli fra maschile e femminile si specifica esageratamente, eccetera, eccetera. Comincia ad andare in crisi più o meno un quindicennio fa. Perché? Primo, per quello che vi ho detto, c'è la domanda di lavoro che è decrescente, ma soprattutto perché nei comparti dove invece si potrebbero creare tantissimi posti di lavoro,
e sono i servizi di cura delle persone, di cura dell'ambiente, di cura e recupero del patrimonio esistente, dove già ai tempi di Federico Caffé avevamo calcolato che c'erano in Italia 7-8 milioni di posizioni lavorative aggiuntive. Il problema di questo altro comparto è che il fatturato è più basso del costo, cioè non siamo in grado di pagare il lavoro necessario. Questo è il problema che dobbiamo risolvere nelle nostre società. Purtroppo invece negli ultimi 15 anni la politica, le accademie e i mezzi di informazione si sono preoccupati solo e unicamente dello 0, se governava Renzi e il PIL aumentava dello 0,1 c'era la ripresa, se governava il governo giallo-verde e c'era la diminuzione dello 0,1 allora il governo giallo-verde ci sta portando in recessione. Non c'entra niente, ci sono dei mutamenti che fanno sì che se la prima fase degli umani è stata quella della caccia e della raccolta, la seconda fase è stata quella dell'agricoltura, che poi c'è stata l'industria, c'è stato il post-industriale, dopo dettaglierò queste cose. Poi siamo usciti anche da queste, siamo arrivati in quella che io chiamo la società post-capitalistica, cioè la società in cui i paradigmi del capitalismo non sono più applicabili o sono applicabili solo parzialmente. Che cos'è il cuore del capitalismo? Il cuore del capitalismo è che il fatturato deve superare il costo di una percentuale che non sia inferiore a quello che è il rendimento delle attività finanziarie. Cioè, se io voglio investire 100 milioni di euro, io capitalista, io proprietario, se io voglio investire 100 milioni di euro e so che le obbligazioni, le attività finanziarie più sicure mi danno il 4%, ok? Non investirò nelle attività reali se le attività reali mi danno un profitto ma del 2%, perché non mi conviene. Quindi nel momento in cui aumenta la redditività, il capitalismo va verso le attività reali. Nel momento in cui invece è attesa aumentare la redditività finanziaria, il capitalismo va verso le attività finanziarie e noi che non siamo come i capitalisti che hanno la possibilità di investire la loro risorsa sia sul mercato dei beni reali sia sul mercato dei beni finanziari a seconda di quella che è la redditività attesa. Noi possiamo investirla solo nelle attività reali. Adesso magari ci sta qui dentro tanta gente che ha dei grossi risparmi, ha dei grossi depositi, ha comprato azioni, obbligazioni, eccetera, eccetera. Io mi riferisco alla maggior parte della gente che o va a lavorare o non ha reddito. Questo è il nodo della questione. Allora, se è vero quello che sto dicendo, noi abbiamo, soprattutto nei paesi di più antica industrializzazione, ma penso soprattutto all'Italia, abbiamo iniziato senza accorgercene un cammino nuovo che ci porterà verso questa terza fase, che negherà il capitalismo, negherà l'industrialismo, riscoprirà un rapporto diverso con la natura, un rapporto diverso con Dio, un rapporto diverso fra il maschile e il femminile. Quindi tutta questa confusione che stiamo invece vedendo, sperimentando, soffrendo, scusate non l'ho spento, ecco, tutto questo deriva dal fatto che non capiamo dove stiamo andando. Il problema oggi, ed è questa la cosa più interessante, la prima buona notizia che vi do, che anche le elite finanziarie, anche i grandi gruppi che comandano il mondo non sanno che pesci pigliare. Allora le banche si inventano attraverso Greta che non faranno più prestiti alle industrie che non saranno strettamente ecologiche. Bene, ma dietro cosa c'è? Guardate che io ho qualche dubbio anche sul coronavirus, perché Ieri, no, ma non parlo da medico, può darsi che qui dica una stronzata, attenzione, però vi do solo questa informazione. Ieri per la prima volta l'aumento dei casi di contagio è sceso. Oggi
Dicono che cambiano i metodi di monitoraggio, per cui sarà considerato contagiato non chi dalle analisi risulta affetto dal coronavirus, ma chiunque presenti dei sintomi simili a quelli del coronavirus, quindi raffreddore, quindi una polmonite, una bronchite, mal di testa, mal di denti. Cioè, perché devono tenere su questa storia? Poi dietro questa storia c'è qualcosa di complicato, secondo me, che riguarda la Cina, ma poi ci arriveremo, perché sennò adesso brucerei troppe tappe, ci voglio arrivare gradualmente. Dunque, quindi dentro la fase che conosciamo di più, perché è quella quindi dove è cominciata la storia, l'archeologia, eccetera, eccetera, degli ultimi, diciamo, 10.000 anni, e via via che ci avviciniamo alla nostra era, ovviamente abbiamo più informazioni, eccetera, sebbene dobbiamo sempre scremare il discorso dal fatto che la storia viene scritta dai vincitori, quindi tante volte non è chiaro cosa è successo di qua o di là, però andiamo avanti. Allora, ripartiamo dalla elite che ha determinato l'agricoltura. Era un'elite evidentemente più femminile che maschile, di conoscenza dei vegetali, delle piante, eccetera, che avevano già cominciato a fare degli esperimenti con i semi, con le ibridazioni, con gli innesti e quant'altro in agricoltura è necessario conoscere per far sì che un olivastro diventi un olivo che fa l'olive e l'olio, eccetera, eccetera. Adesso non entro nel merito, sennò dovrei stare qui altro che 3/4 d'ora, stare qui 3 ore. Quindi all'inizio quell'elite che determina la rivoluzione agricola è un'elite prevalentemente femminile, in cui comunque l'elemento femminile è importantissimo. Cosa succede però con l'agricoltura? Succede che cambia tutto, cioè le braccia diventano importanti. Un eccesso di braccia diventa un eccesso di bocche da sfamare nel precedente modello, perché abbiamo visto la storia dei bisonti, degli animali, eccetera, eccetera. E quindi bisogna anche che l'equilibrio demografico fosse preservato. Nell'agricoltura è tutto il contrario, le donne si devono mettere a fare i figli, perché servono più braccia per coltivare di più la terra, soprattutto più indietro andiamo che i metodi di coltivazione erano più rozzi e più labor intensive, ovviamente. E quindi si pone un problema fondamentale, questo è stato, quello che sto per dire adesso, è stato studiato, ristudiato, eccetera, lo ripeto per completezza di esposizione. Che cosa succede? Che si determina il problema del controllo sulle fonti idriche, la proprietà della terra, eccetera, eccetera, da parte, diciamo così, delle famiglie. Quindi ci vuole uno che sia il padrone. Questo uno è il maschio dominante. Il maschio dominante vuole che le femmine si ingravidino solo attraverso di se stesso, perché il suo erede deve sapere che è il suo erede, che non è che è andata in giro sta donna a farlo chissà con chi, come era prima. E quindi ecco che la donna viene condannata alla monogamia, almeno sulla carta. Però questo, e quella è la base di tutta la nostra civilizzazione, ma nasce da questa esigenza economica dell'agricoltura. Poi facciamo un salto, arriviamo alla rivoluzione industriale, perché fino alla rivoluzione industriale non cambia quasi niente, anche nelle tecniche di coltivazione. Però c'è un fatto: nel 1700 migliora il clima, aumenta la popolazione perché si introducono aspetti sanitari che eliminano tutta una serie di flagelli che in precedenza mantenevano bassa la popolazione mondiale a ondate più o meno regolari, cioè quando c'era la carestia poi c'era la pestilenza, dopo la pestilenza si ricominciava in di meno, no? Questo era nel Settecento cambia, quindi e che cosa succede nel Settecento? Che si prendono tutti questi agricoltori e si trascinano nelle città per prepararli a divenire il futuro proletariato industriale. Quindi cambia completamente il modo di fare il prodotto, diciamo, non agricolo, è quello che sappiamo, la rivoluzione industriale, eccetera, eccetera. Questa rivoluzione industriale fa sì che abbiamo una stagione di circa 150 anni, che arriva più o meno, se prendiamo l'esempio dell'Italia così ci sbrighiamo, fino al 1980.
Cioè l'era industriale comincia, quando comincia, insomma, diciamo all'inizio dell'Ottocento, adesso in Italia è stata un po' più tardiva, però insomma comunque avevamo quello che avevamo, e dura questi 150-160 anni, adesso a seconda dei paesi. Per l'Italia perché dico che finisce nel 1980? Perché il 1980 segna il picco dell'occupazione industriale in Italia. Dopodiché, per tutta una serie di ragioni che abbiamo esaminato in altre puntate, e quindi il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, le privatizzazioni, gli errori della classe politica, eccetera, eccetera, l'occupazione industriale va calando, ma addirittura si parla di deindustrializzazione dell'Italia. In realtà, dopo il 1980, noi abbiamo un trentennio che comunemente si chiama post-industriale, per intendere con post-industriale che abbiamo detto l'occupazione industriale non cresce, ma cresce l'occupazione nei servizi. Mentre nella epoca successiva che stiamo sperimentando adesso, di qui le nostre sofferenze, non solo continua a calare l'occupazione industriale, ma non cresce più quella dei servizi, per le ragioni che ho detto all'inizio. Quindi è questa la diversità, cioè quando è cominciata la rivoluzione industriale, prima che cominciasse più o meno lì, il 95% della popolazione, in alcuni paesi anche di più, eccetera, era dedicata all'agricoltura. Non c'era la disoccupazione, era una finta occupazione, perché spesso la gente sì e no sopravviveva con quello che poteva ricavare in agricoltura, però la gente viveva nelle campagne, più o meno aveva a che fare con la terra in un modo o nell'altro. Con le esigenze della rivoluzione industriale invece che cosa succede? Non che l'agricoltura va in decrescita o fallisce o scompare, ma meno persone in agricoltura, sempre meno persone, fino ad arrivare dal 95% di prima della rivoluzione industriale di occupazione agricola al 5%, 3%, 8% a secondo dei casi ai tempi nostri. Quelle persone che sono però producono tutto quello di cui c'è bisogno. Non è che perché dal 95% della gente che era occupata in agricoltura siamo arrivati al 5%, non si è mangiato più, anzi abbiamo visto che le derrate alimentari in un modo o nell'altro, anche perché è stata industrializzata l'agricoltura, adesso questo sarebbe un altro discorso, però di fatto quindi l'epoca industriale non ha significato che l'agricoltura è meno importante, ha significato che non era più quella che assorbiva l'occupazione. Nella fase post-industriale abbiamo detto non è più l'industria che assorbe l'occupazione, ma lo fanno i servizi. Nell'attuale fase non li assorbe più nessuno. Ecco dov'è la differenza strutturale. Quindi quel capitalismo che con tutti i suoi orrori ci ha portato in 150 anni, anche grazie alle lotte operaie, al diritto, alla democrazia, a tutto quello che volete, a migliorare la condizione, almeno della vita, almeno fino al 1980 o giù di lì, oggi non si giustifica più, perché nei comparti ad alta redditività, dove funzionerebbe, manca la funzione sociale, perché domanda sempre meno lavoro e questo processo si accelererà con la robotizzazione, con l'informatizzazione, con l'automazione, con l'intelligenza artificiale. E diciamo che il lavoro tenderà a zero. Che cosa succede? Vediamo cosa succede di questa umanità col lavoro che tende a zero. Dall'altra parte abbiamo visto che dove invece sarebbe necessarissimo creare occupazione, perché abbiamo bisogno dei servizi di cura delle persone, dell'ambiente e tutto quanto appresso, non riusciamo a farlo perché il paradigma capitalistico, che è l'unico che conosciamo, non riusciamo ad applicarlo. E qui apro una parentesi, è la seconda buona notizia. Le piccole imprese italiane. Le piccole imprese italiane ormai da tempo non sono più capitalistiche, perché non applicano quel principio fondamentale, che adesso lo ripeto, che il fatturato deve superare il costo di una percentuale superiore a quello che è il rendimento delle attività finanziarie. Questa è l'equazioncina di base.
Se un'azienda non applica questa regola fondamentale che viene insegnata nei primi anni delle università, nei facoltà di economia, commercio, eccetera, vuol dire che queste piccole imprese italiane sono già fuori dal capitalismo. Vuol dire, in altri termini, che non lavorano per il profitto, perché il profitto non lo realizzano. Pagano le tasse sulle perdite, c'hanno la pubblica amministrazione contro, c'hanno le banche che non le aiutano, le infrastrutture che stanno peggiorando perché non ci sono più gli investimenti pubblici. Ma perché tengono aperte le aziende? Perché i piccoli imprenditori italiani hanno scelto di controllare risorse reali, di darsi una dignità, un ruolo, una funzione nella società e cercare di assicurare quel lavoro, quell'occupazione alla sfera familiare. Questo ma stiamo parlando di 4 milioni di imprese su 60 milioni di abitanti, che nessun altro paese ha un numero di imprese così elevati. Poi li spingiamo alla fame, li spingiamo ai suicidi per ragioni economiche, eccetera. Però intanto quello che mi preoccupa è che nessuna forza politica si metta veramente alla testa, ottenga questa forza presente delle piccole imprese italiane, perché tutti ne parlano. Avete visto che un politico non parli di piccole imprese? Avete visto che un politico non prometta riduzioni delle tasse o cose del genere? Avete mai visto un politico che abbia realizzato in minima parte queste promesse? No. Poi vediamo perché, perché non è così semplice come credete. Adesso mi sa che sforerò col tempo, perché già ho capito che... Sì, lo so, però... Comunque, perché ogni promessa è debito. Anzi, come dicono in finanza, ogni promessa è reddito. Vabbè. Allora, dicevo, quindi questa è la situazione nella quale noi ci troviamo. Ora... ripeto, abbiamo sperimentato qualcosa di terribile in Italia dal 1981 ai giorni nostri. Ma quello che mi preme sottolineare è che stiamo andando incontro a questo grande cambiamento. Questo esempio che vi ho fatto delle piccole imprese italiane credo sia importante. Probabilmente un altro elemento che ci fa capire come sono le piccole imprese italiane è il fatto che in Italia, dopo il Rinascimento, la trasformazione delle botteghe artigiane in industrie è avvenuto senza abbandonare il retaggio culturale, il senso dell'arte, del design, eccetera, eccetera, che bene o male continua a caratterizzare il nostro modo di produrre, che ci fa essere una avanguardia a livello mondiale, un paese dove il nuovo, il cambiamento si potrebbe e si potrà sperimentare se solo risolvessimo il problema più grave che abbiamo, che dicevo prima, è che non abbiamo una classe politica che stia attenta a quello che facciamo. Nel 1981, come sapete, che per me è una data cruciale anche della mia esperienza, diciamo, professionale e umana, quando andai dal mio ministro a sostenere anche quello che potevano essere gli interessi delle piccole imprese, ebbi una risposta sorprendente. Prima però, magari qualcuno forse non si ricorda bene la storia del divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, perché è così importante, la riassumo. Allora, la premessa di tutto è che noi possiamo vivere a livello di Stato e di politiche fiscali due situazioni. O lo Stato prende le stesse risorse o più risorse con le tasse di quello che spende per le infrastrutture, per quello che serve, per la giustizia, per lo sport, per i mezzi di trasporto, per la difesa, tutto quello. E allora è chiaro che la popolazione si impoverisce. Non ci vuole uno scienziato, no? Per capire questa cosa. Noi da 20 anni, per esempio, stiamo prendendo di tasse di più di quello che spendiamo al netto degli interessi. Allora non ha molta importanza se abbiamo il governo giallo-verde, se abbiamo il governo giallo-rosso, se abbiamo il governo di Salvini e Meloni, se abbiamo il governo di Berlusconi e Renzi o qualunque altro governo, se abbiamo il governo di Nino Galloni, se continuiamo a prendere di più dalla gente di quello che gli ridiamo con la spesa. Allora come si faceva prima del 1981? Lo Stato prendeva un tot
di tasse, ma poi voleva spendere di più. E come faceva? Emetteva titoli di Stato a basso tasso di interesse, perché era il Tesoro che decideva il tasso di interesse, non le banche. Se chi doveva comprare questi titoli non lo faceva abbastanza, cioè il mercato non assorbiva tutti i titoli emessi, la Banca d'Italia stampava la moneta, metteva al passivo questa moneta che stampava e all'attivo i titoli di Stato. Con questo giochino noi siamo diventati la quinta potenza mondiale. Ok? Perché quella classe politica corrotta e clientelare, perché era anche corrotta e clientelare, però voleva arricchire il paese e c'era riuscita perfettamente, tanto che è stata punita da Mani Pulite, è stata punita dall'uccisione di Moro, è stata punita dalla uccisione di Craxi, perché più o meno quello è. Mi sbrigo. Allora, che cosa succede nel 1981? Che per sottrarre a questa classe politica il potere più importante, che è quello di decidere gli investimenti pubblici e la spesa pubblica, si fanno crescere artificiosamente i tassi di interesse, che sarà la causa principale, ma io dico esclusiva, dell'aumento del debito pubblico, che da meno del 60% all'inizio dell'81 supererà il PIL verso la fine del decennio, e già quando manderemo qualche altro scienziato a fare gli accordi di Maastricht firmerà che bisognerebbe stare col debito pubblico al 60%, si era dimenticato che in Italia invece era già al 120%. Oggi siamo al 134%, ma questo è un altro discorso. Allora, praticamente nel momento in cui la Banca d'Italia, perciò si chiama divorzio, non compra più i titoli che lo Stato non riesce a vendere a basso tasso di interesse, lo Stato deve accettare che il mercato, e non più lui, determini il tasso di interesse, e quindi diventa come qualunque altro disgraziato che va in banca a chiedere i soldi col cappello in mano. Questo è il grande cambiamento dell'81. Ma c'è di più. Per quanto riguarda la classe politica, questa è una cosa che spesso non si sottolinea. Se il potere più importante, quello che qualifica una classe politica, sono gli investimenti pubblici e le scelte della spesa pubblica, e questi ultimi non si possono più fare, perché anzi si devono ridurre gli investimenti, si deve ridurre la spesa perché non ci sono i soldi, allora sta classe politica cosa fa? Occupa le poltrone e pensa ai fatti suoi, e non c'è più bisogno di una classe politica che con tutti i suoi difetti sia intelligente, lungimirante, attenta, sensibile al cambio tecnologico, alla ricerca, alla scienza, eccetera. Tanto non si devono decidere quelle cose lì. Cosa si decide? Tutt'altro. Chi va di là, chi va qua, chi vince qua, chi perde là. Ecco. Quindi quando ci lamentiamo che abbiamo una classe politica, avete capito? Puntini. In realtà è quello che dipende da quella scelta del 1981. Tante cose sono cambiate anche a livello monetario dopo quella data, e poi se ci sarà tempo ci torneremo sopra, perché voglio arrivare a qualche conclusione prima di dare la parola a voi. Dunque, il bello di questo libro, a differenza di tante altre cose che si scrivono più o meno, è che per uscire dalla presente situazione io offro alcune soluzioni, e in particolare 3, di cui una che possiamo praticare noi stessi senza bisogno di altre mediazioni. La prima, la più importante, è che lo Stato riprenda a svolgere la propria funzione. Per fare questo è impossibile che non eserciti la sovranità monetaria emettendo la propria moneta non a debito. Come funziona sta moneta non a debito? Non ha niente a che vedere con quella a cui siamo abituati ad attribuire questa definizione. Cioè, quella moneta che stampava la Banca d'Italia prima del 1981 era pur sempre moneta a debito, tant'è che era gestita a partita doppia. Da una parte in passività mettevo l'emissione monetaria come se l'avessi dopo dovuta cambiare con l'oro, cosa che non era,
dall'altra mettevo in attività il controvalore in titoli. Ok? Questa è una moneta a debito. Questa moneta lira non ce l'abbiamo più perché abbiamo mandato le competenze alla Banca Centrale Europea e abbiamo nelle nostre tasche gli euro. Ok? I famosi euro a debito, notoriamente. Ma quando si sono fatti quegli accordi si è parlato di quella moneta, quella che in precedenza stampava la Banca Centrale Nazionale, che dopo viene stampata dalla Banca Centrale Europea. Quindi nell'articolo 128,a si parla di banconote aventi corso legale in tutta l'Unione Europea. Io adesso, quando vi parlo di moneta dello Stato, vi parlo di biglietti di Stato, vi parlo di statonote e che abbiano corso legale solo all'interno dei confini nazionali. Quindi è tutta un'altra moneta, è un altro tipo di moneta, è una cosa diversa. Se l'ha inventata il professor Galloni. Più di un'occasione, anche in dibattiti televisivi, ha detto: ma che te stai a inventare? Io mi sto a inventare. Moro la stampate perché c'era scritto biglietto di Stato sulle sue 500 lire. Le nostre monete metalliche erano moneta statale, che vuol dire che non erano emesse a debito, non erano contabilizzate a partita doppia, semplicemente lo Stato le coniava, le stampava, le immetteva. Primi tempi che io lavoravo al Ministero del Bilancio, quando era il 27, andavo a prendere la mia bella busta gialla con dentro i soldi, ok? C'erano i soldi che gli dava la Banca d'Italia, belli freschi, ci si sporcava pure le dita, appena stampati, e poi c'erano le monete metalliche e i biglietti di Stato, che non erano emessi a debito. Di questa moneta gli Stati hanno omesso di esercitare l'emissione, la sovranità. Perché? Perché abbiamo dei politici che sono distratti, perché nessuno glielo spiega, perché se qualcuno glielo spiega fa una brutta fine. Anzi, io me ne sono salvato. Ok? Ma questa è la prima cosa a cui dobbiamo arrivare. Che il problema non è l'euro, il problema è tutta la filosofia che ci ha portato all'euro, che è sbagliata. Quindi se noi immettiamo una moneta parallela nazionale, otteniamo due risultati. Primo, che possiamo spendere per fare le cose utili e necessarie al Paese senza indebitarci di più. Perché quando noi andiamo a chiedere in Europa vogliamo sforare il 2,4 o il 2,04, no? Sempre perché si parla solo di 0, di 1, di virgole, ci dicono no, ma voi siete già al 134% di debito pubblico, come la finanziate? Cioè nessuno pensa che si possa immettere un po'. Io non vi sto mica dicendo di fare chissà che cosa, però questa moneta ha la caratteristica di avere lo stesso segno algebrico delle tasse. Vuol dire che se ad esempio io ricavo 800 di tasse e voglio spendere 1000, immetto 200 di questa moneta e vado a fare il pareggio di bilancio. Quindi l'unico modo che c'è per avere il pareggio di bilancio è quello di coprire la differenza fra le tasse e la spesa con la moneta non a debito. Queste cose si sapevano qualche decennio fa, poi è stato proibito di insegnarle nelle università. Io ho insegnato in diverse università italiane, quando mi davano l'incarico mi dicevano: parla di quello che vuoi, ma il corso si deve chiamare politiche industriali, non ti sognare che si chiami politiche monetarie o teoria monetaria, perché non te lo facciamo fare. Poi tu puoi dire quello che vuoi ai tuoi studenti, però si deve chiamare strategie industriali, politiche industriali, perché non si può parlare di moneta. Perché non si può parlare di moneta? Perché è proibito. Dimostrazione? Mi chiamò una volta un certo Schimberni, che qualcuno di voi si ricorda chi fosse, e mi disse: ti devo dare una consulenza. Dico grazie, perché poi questi pagavano molto bene. Ci devi spiegare se la politica monetaria della Banca d'Italia è l'unica possibile o ci potrebbe essere un'altra politica monetaria. E io più o meno gli ho detto le cose che ho detto a voi stasera. Lui ha preso questa cosa che gli ho data, me l'ha pagata bene, l'ha messa nel cassetto e io gli ho detto: ma adesso facciamo qualcosa. Lui aveva un grande potere, non era ancora diventato presidente delle ferrovie, ma insomma aveva avuto incarichi importanti, uno degli uomini più in vista, eccetera. Lui mi guarda e mi fa: ma che sei matto? Questa rimane nel cassetto e rimane fra me e te. Per carità, volevo solo sapere se era possibile.
Ho capito che è possibile perché me l'hai spiegato bene, ma guai a parlarne fuori, guai. Non so se mi spiego, no? Ecco, in che situazione ci siamo trovati nel corso degli anni '80, era proibito. Ok. Ovviamente la terza tipologia di moneta, che è la più importante perché riguarda il 97% della circolazione monetaria, è il credito bancario. Quindi noi abbiamo un po' meno del 3%, che è quello che chiamiamo noi la moneta, che è quella fatta adesso dalla Banca d'Italia, che una volta la faceva la Banca Centrale Europea, adesso prima la faceva la Banca d'Italia, eccetera. Quello è meno del 3%. Quello che abbiamo nelle nostre tasche, che crediamo di avere nelle banche perché non c'è, è meno del 3%. In realtà è il 3% del totale, della circolazione monetaria. Poi c'è questa parte infinitesimale, che so che è la moneta non a debito, che poi noi potremmo benissimo coniare monete da 5 euro, da 20 euro, da 10 euro anche, no? O moneta elettronica statale, senza problemi. E poi c'è il 97% circa, che è quella creata dalle banche. Allora, la seconda riforma che propongo è di modificare la contabilità bancaria tenendo conto di come effettivamente le banche operino, perché la banca crea i depositi. Quando voi andate a prendere un prestito, la banca non vi dà niente, vi attribuisce sul vostro conto una somma, la quale diventa vera man mano che voi la prendete, perché andate al bancomat, perché pagate i vostri dipendenti, perché ci fate qualche cosa. Ma voi ve ne private, ma la ritroviamo contabilizzata sull'altro conto, perché se voi dovete pagare un operaio, gli accreditate lo stipendio sul suo conto, e quindi a livello della tua banca c'è meno debito bancario, ma a livello del sistema è uguale, perché quei, poniamo, 1500 euro che hai attribuito per lo stipendio di febbraio al tuo collaboratore stanno sulla banca del collaboratore, quindi a livello del sistema bancario è lo stesso e non ci stanno né lì né là. Allora, quando la banca dice che ci sono le sofferenze, con tutte le conseguenze, dice una cosa inesatta se dovessimo applicare una vera contabilità a quello che abbiamo detto all'inizio. In realtà avrebbe avuto un minor arricchimento, perché se presta 100 e non incassa 100 più gli interessi, non ha una perdita, mettiamo in cassa 80, non ha una perdita di 20, ma ha un mancato arricchimento di 20 e comunque un arricchimento di 80, perché non ha dato niente. Questo che dico ovviamente deve essere diminuito del costo di funzionamento della banca stessa, perché deve pagare i dipendenti, perché pagherà un affitto, pagherà delle bollette, ha dei costi che non sono indifferenti, ma quello è il limite che può portare la banca ad essere in perdita. Quindi quando diciamo che una banca è in perdita in linea di massima, diciamo una sciocchezza e facciamo tutto questo panegirico sulle sofferenze bancarie. In realtà, se andiamo a vedere le più grandi banche del pianeta, esse, anche che hanno qualche po' di queste sofferenze mal contabilizzate, come sto dicendo, sotto hanno ben altro, hanno valanghe, voglio dire multipli delle sofferenze in titoli tossici che le portavano alla rovina fino al 2008, ma poi le banche centrali li prendono e in cambio gli danno denaro fresco. Questo denaro fresco però non arriva all'economia reale, perché i principi di Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3 fanno sì che poi quando l'imprenditore, la famiglia, il piccolo artigiano va in banca e gli chiede il prestito, la banca gli dice no, perché se tu mi chiedi il prestito vuol dire che sei in difficoltà. Se sei in difficoltà non sarai un buon pagatore, se non sarai un buon pagatore non ti do il prestito. E quindi tutta questa creazione monetaria che è spaventosa non arriva a niente all'economia reale, quindi l'economia reale è priva di liquidità. Allora la seconda cosa che dobbiamo fare, la prima ripeto, è l'introduzione delle statonote o comunque della moneta sovrana non a debito, ve l'ho spiegato. La seconda è quella di applicare alle piccole banche questa contabilità in modo che possano fare prestiti
senza rispettare i Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. Ma Galloni, che cosa ti sta inventando? Io lo sto inventando. Ma andate a vedere Raiffeisen e tutte le banche cooperative tedesche. Lo fanno già. Cioè non rispettano i principi di Basilea, perché applicano quei principi alle grosse banche, le quali non sono più interessate al credito, che è l'ultimo problema oggi nelle grandi banche, perché si occupano di tutto tranne che di credito. Si occupano di grande finanza, si occupano di azioni, di obbligazioni, si occupano di mercato immobiliare, le aste e tutto il resto appresso, ma pochissimo del credito in quanto tale. Quindi la seconda cosa è questa che riguarda le banche. La terza cosa, siccome abbiamo questa carenza di liquidità nella parte dell'economia reale, è quella di cominciare a riimmettere una moneta fiduciaria privata. Ci siamo dimenticati che il miracolo economico italiano non l'abbiamo finanziato con le lire ma con le cambiali? E perché poi le cambiali sono tramontate? Perché quando sono aumentati i tassi di interesse dopo l'81, arrivati anche al 20%, una cambiale non veniva più accettata da nessuno. Hanno, fra le altre conseguenze nefaste di quella decisione, hanno impedito la circolazione della moneta fiduciaria, quindi hanno creato una pressione fortemente deflattiva sul sistema, che poi è stata ereditata dall'Unione Europea 10 anni dopo, quando si è messa a architettare la moneta unica. Vi ricordo solo che a quei tempi il miglior allievo del mio maestro era considerato Mario Draghi, a cui il maestro affidò la tesi di laurea più importante, riguardante la sostenibilità della moneta unica europea. E la tesi di Draghi era che era impossibile e sbagliata. Questa tesi ovviamente è scomparsa, ma lui l'ha fatta e io la tesi l'ho vista perché ci frequentavamo, poi mi disse Caffè che Draghi era andato via, era andato in un'altra scuola e non era più con noi, e quindi c'era rimasto molto male Caffè di questa cosa, perché ai tempi lo considerava il suo miglior allievo. Dunque, andiamo avanti. Allora, questa moneta fiduciaria oggi viene veicolata in vari modi. Si parla anche delle criptovalute, si parla di tante forme, però può essere pure una normalissima emissione di effetti anche cartacei. Io preferisco metallici perché sulla carta c'è un problema di una normativa regolamentare del 1909 che fa sì che se tu trai in inganno il pubblico con un pezzo di carta che possa essere confuso con la moneta a corso legale, viene sequestrata la merce, paghi una multa che è stata attualizzata a 1.500 euro e quant'altro. Quindi conviene fare monete metalliche perché non c'è nessuna normativa che lo impedisca. In sostanza, di che cosa vi sto parlando? Noi qui, non so, siamo 70-80 persone, non li ho contati. Mettiamo che siamo tutti disoccupati. Perché siamo disoccupati? Perché noi, pur sapendo fare tanti mestieri, siamo stati scalzati dalla globalizzazione. Cioè, noi facevamo il pane, noi facevamo il formaggio, noi facevamo il vino, noi facevamo l'olio, noi facevamo servizi di un tipo, di un altro, manufatti, eccetera. Questi vanno a essere comprati nei grandi shore dai a basso prezzo, basso costo, di provenienza sappiamo da dove, eccetera, eccetera. Allora, se noi ci regoliamo all'interno del nostro circuito con la moneta che emettiamo noi, con quella moneta siamo costretti a spenderla nel circuito. Se abbiamo degli euro li spendiamo per qualcosa che nel circuito non c'è. Quindi dentro il circuito noi cominceremo a mangiarci il nostro pane, il nostro vino, il nostro formaggio, eccetera, eccetera. E noi italiani sappiamo produrre. Quindi con questa tecnica noi spiazziamo il prodotto della globalizzazione, quindi rafforziamo il territorio, l'occupazione e il lavoro sul territorio. Questa è una cosa che si può fare, si deve cominciare a fare. Bisogna avere un circuito merceologicamente abbastanza sviluppato, recuperare antichi mestieri, antiche attività. Ovviamente non vi sto dicendo che
possiamo costruire un'astronave e andare su Marte con la moneta complementare, però tante altre cose le potremmo fare con beneficio per tutti quanti, no? Questo è il discorso. Io per esempio posso anche dire il mio libro, invece di venderlo a 15 euro, dammi 2 bottiglie di vino, stiamo, no? Più o meno, no? Qualche volta l'ho anche fatto, che c'entra, insomma. Sì, tutto per dire, per capirci, ecco, questo si può fare. Quindi queste sono le 3 cose che io suggerirei urgentemente di introdurre per evitare di vedere che la situazione sociale, economica, produttiva del paese vada sempre più deteriorandosi, perché questa la ritengo una cosa assolutamente negativa. E concludo con quello che mi disse allora il ministro del Tesoro, che aveva deciso il divorzio fra il Tesoro e la Banca d'Italia, cioè Beniamino Andreatta, e gli dissi: ma signor Ministro, con questo aumento dei tassi di interesse determinato dal fatto che non siamo più noi a deciderne il livello, e quindi saranno le banche e lo aumenteranno perché sarà loro interesse di guadagnare di più sui titoli che emettiamo, il debito pubblico aumenterà fino al punto di superare il PIL. Allora abbiamo detto che era il 60%. Seconda cosa, questo aumento dei tassi di interesse creerà un accorciamento dell'orizzonte temporale delle imprese, che dovranno rientrare delle loro spese più rapidamente e quindi assumeranno meno giovani. Conseguentemente avremo una disoccupazione giovanile che potrebbe arrivare anche al 50%. Terza cosa, le piccole imprese soffriranno perché spesso sono deboli finanziariamente, sono brave a stare sul mercato, hanno degli ottimi prodotti eccetera, ma hanno difficoltà nei rapporti con le banche, con l'aumento dei tassi di interesse si troveranno spiazzate. E lui mi rispose: sul primo punto hai torto, perché il debito pubblico non può mai superare il PIL, se no il sistema salta. E questo non è vero, perché il debito pubblico può superare di molte volte il PIL, perché casomai va paragonato alla ricchezza nazionale, al patrimonio pubblico, non al flusso del PIL. Verrà paragonato al flusso degli interessi, verrà paragonato al flusso delle tasse, ma non eccetera. Va bene. Disoccupazione giovanile oltre il 50%, no, non mi ricordo cosa mi disse, ma insomma uno che sognava delle cose strane. E nel periodo che avevo previsto io arrivò al 56%. Sulla terza cosa ti do ragione. Noi distruggeremo le piccole imprese, ma è quello che vogliamo, perché sono troppe, sono parassitarie e vogliamo solo grandi e medie industrie, come hanno la Francia, come hanno la Germania. Voi le avete viste le grandi e medie industrie che questi strateghi hanno ottenuto? Le abbiamo perse tutte, quasi tutte. Non ci sono più grandi e medie industrie in Italia. Invece le piccole imprese hanno resistito, ed hanno resistito per quella ragione che vi dicevo prima, cioè questa scelta di portarsi già fuori dal paradigma capitalistico. Se noi riuscissimo a capire fino in fondo questa cosa e a creare tutta una società che si renda indipendente dal paradigma del profitto, probabilmente troveremo anche la chiave per portarci fuori da questa situazione che sembra così disperata, ma non lo è. Grazie.
Quando lei ha parlato del discorso di combattere la globalizzazione, di questa moneta complementare, mi chiedo, l'Italia ce la può fare anche considerando che è molto povera di risorse, in particolare energetiche, che penso che sia sempre stato il problema più grosso nel doverle importare? Ti ringrazio di questa domanda, perché forse volevo poi parlare, ma tanto lo troverete nel libro, all'analisi che dedico non ai paesi di antica industrializzazione, fra cui l'Italia, ma ai paesi emergenti, tra cui principalmente la Cina, e faccio delle ipotesi sul loro sviluppo. Poi infatti mi sono dimenticato di dirlo perché era la seconda parte del discorso del coronavirus. Se poi mi rifate la domanda sulla Cina ci ritorno. E infine, terzo contenitore, i paesi in ritardo di sviluppo. Che cosa è che fa la differenza fra un paese di forte industrializzazione e un paese che è povero e che rimane povero? Che quest'ultimo esporta le materie prime, esporta i semilavorati, esporta i prodotti finiti a basso valore aggiunto e importa magari prodotti di lusso o armamenti. Questo lo farà rimanere sempre povero. La forza dell'Italia, della Germania e del Giappone, che sono tre paesi estremamente poveri di materie prime e che sono dei trasformatori. E la ricchezza e la forza di un paese non è nell'avere le materie prime, ma nel sapere trasformare le cose. Quindi tu importi come importi le materie prime o l'energia, e questo è un costo, lo sappiamo. Però se poi riesci a metterci su un buon valore aggiunto, tu diventi un paese ricco. L'Italia è diventata ricca così. Il Giappone e la Germania si sono riprese da una situazione disastrosa dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventando altre tre delle principali potenze economiche mondiali. Poi oggi ci sono delle tecnologie avanzate per quanto riguarda l'energia, eccetera, ma questo è un altro discorso. Una domanda, lei non trova che lei ha parlato di produzione, ma se noi parliamo di commercializzazione, che il mondo sia per essere controllato da chi comanda il commercio, che sono queste multinazionali come il commercio online o la grande distribuzione o la grande ristorazione. La mia domanda è, ma quando queste multinazionali o le elite che le controlleranno il mercato e la produzione, lei potrà produrre qualsiasi cosa, ma se a venderlo sarò io determinerò il prezzo e deciderò se farla vivere o morire. Difatti sta già succedendo, ad esempio, che degli imprenditori cominciano a diventare più potenti di uno Stato. Per fare una strada devi avere bisogno della multinazionale che ti fa la strada in cambio di un supermercato. Che soluzione c'è se non la regolamentazione del commercio o del mercato per fermare questo strapotere della grande distribuzione? Abbiamo avuto nel passato una fase in cui bastava produrre per trovare gli sbocchi. Questa fase si è completata con la crisi del 1929. Dove invece mancava il reddito, cioè la gente che andasse a comprare, i magazzini rimanevano pieni e il valore delle merci crollava. Poi c'è stata la ricetta keynesiana di economia mista, un po' socialismo, un po' capitalismo, che ha risollevato le sorti dell'economia mondiale. Abbiamo avuto un'epoca di grande sviluppo dopo la Seconda Guerra Mondiale, che poi abbiamo abbandonato per ragioni che poi affronteremo in un'altra occasione. Quando dunque le capacità produttive aumentano enormemente, come oggi, che cosa accade? Che il mercato non è più del produttore ma è del consumatore. Vuol dire che chi ha la capacità di acquisto controlla il mercato. Se questa capacità di acquisto si concentra, è ovvio che i produttori possano solo annaspare, perché voi capite meglio di me che se uno ha bisogno non di un paio di scarpe, ma di 1 milione di paia di scarpe, oggi va su internet, quindi ha bisogno di un'azienda con pochi dipendenti, le trova che si fanno in Pakistan al prezzo e della qualità migliore e le manda negli Stati Uniti d'America, bypassando i produttori delle marche, per esempio, che fino a quel momento invece erano i più importanti produttori di scarpe.
Questa cosa si può affrontare anche con la regolamentazione pubblica, ma io credo soprattutto con riportare le tante produzioni sul territorio, perché se noi per esempio vogliamo mangiare il nostro pane, fra l'altro perché vogliamo cereali senza glifosato, ovvero cereali antichi, prodotti naturali, cioè quel pane che è buono, quel cibo che ci sazia, quella foglia di insalata che sa di qualche cosa, e quindi se io mi mangio un'insalata arrivo alla cena, a pranzo arrivo alla cena, poi mi mangio sto uno e quell'altro, però voglio dire ci arrivo. Se io mangio l'insalata del supermercato a mezzogiorno, dopo mezz'ora ho di nuovo fame e devo mangiare qualcosa, perché vuol dire che non c'ha i nutrienti, ma è gestita dal supermercato. Quella insalata costa di meno in realtà, ma non è niente dal punto di vista alimentare. Quindi se ci mettiamo a riprodurre le nostre cose, bypassiamo queste grosse catene alimentari, farmaceutiche, eccetera, eccetera, che tutto sommato si dice che ci uccidono, no? Semplicemente, certo che ci uccidono, perché a loro interessa guadagnare, non che noi abbiamo soddisfazione da quello che ingeriamo, perché se no sarebbe tutto un altro mondo e non è. Quindi chiaramente la sua domanda è giustissima, spero che la mia risposta sia stata sufficientemente chiara. Lei conosce Armi, acciaio e malattie di Jared Diamond, un libro? Sì. Lei poco fa ha detto che un'elite 10.000 anni fa ha deciso di scegliere l'agricoltura, mentre Jared Diamond dice che è stata un'evoluzione, via via che migliorava la qualità dell'agricoltura, via via si è formata una scorta, un surplus che permetteva di mantenere un'elite. Mi trovo in conflitto con quello che ha detto lei. Lei corregge questa opinione di Jared Diamond o sviluppa la sua? Perché altrimenti vuol dire che alcune elite possono determinare l'evoluzione, invece che l'evoluzione determina darwinianamente quello che succede conseguentemente. Allora, il nesso causale va da aumento della popolazione a necessità di cambiare il modello economico. Questo cambiamento non sarebbe potuto avvenire in tempi così rapidi, quasi immediatamente, quando ce n'è stata la necessità, se non ci fosse stata già una elite, io la chiamo una elite, che aveva delle conoscenze che non erano utili all'uomo cacciatore, pescatore, raccoglitore o moderatamente utili, ma invece necessarie per fare l'agricoltura, perché conoscere i cicli lunari o le stagioni, eccetera, è fondamentale per chi faccia l'agricoltura, mentre di meno per chi faccia la caccia, perché bene o male si deve approvvigionare continuamente di carni e quant'altro. Quindi ci vogliono delle conoscenze anche per andare a caccia, ovviamente, o a pescare o a raccogliere la frutta, perché se io voglio mangiarmi i mirtilli li posso mangiare quando la natura li fornisce. Poi devo avere per tutti gli altri mesi dell'anno altri prodotti che posso andare a raccogliere, e più o meno ci siamo, no? È ovvio che se migliora il clima, mi arrivano più prodotti, camperà più gente, ma a un certo punto quella gente sarà troppa per stare dentro quel modello economico di caccia, pesca, raccolta. Allora come faccio io da un anno all'altro, perché la gente poi deve mangiare tutti i giorni, come faccio io in un tempo breve a inventarmi una cosa che prima non c'era? Se non c'era io l'ho chiamata elite, e non intendo per elite classe dirigente, in questo caso per elite intendo etimologicamente gente che aveva un bagaglio di conoscenze che sarebbe stato ridondante per il vecchio modello economico, ma che invece era necessario ad avviare quello nuovo. Per cui rimango della mia idea per una questione molto semplice, che questo cambiamento, questo passaggio all'agricoltura avviene contemporaneamente e rapidissimamente in più parti del pianeta, non in una parte sola che poi si è diffuso, ma avviene contemporaneamente. Prego. Prima di passare a un'altra domanda volevo chiedere, chi di voi conosce l'aneddoto di Nino Galloni e il cancelliere Kohl?
Ah, l'aneddoto, chiama l'aneddoto. Pochi. Te lo chiedo. C'è uno che lo sa. No, ma ce n'è qualcuno. Lo interroghiamo. Qualcuno si è dimenticato perché era presente alla tua conferenza precedente. Dai, raccontacelo. Io conobbi Nino Galloni, credo nel 2012, Rimini 1, ti ricordi, con Paolo Barna? A Rimini mi ricordo perfettamente, Sì, esatto. Ma a me pare che ci siamo 11. conosciuti prima. No, Però, ci siamo conosciuti lì. Vabbè. Perché quando ho visto che è andato sul palco e che ha cominciato a raccontare, questa cosa. che poi io penso che quelle 2000 persone non avrebbero mai voluto che ti togliessero il microfono. Ma me l'ha tolto quando Sì. volevo cominciare a parlare della seconda parte, quella della mia esperienza al Ministero del Lavoro, ma insomma, vabbè. Ma appena finito di parlare l'ho guardato e ho detto lo voglio. E infatti sono riuscita a portarla a Vittorio Veneto qualche anno dopo. Devo rispondere a questa cosa? Dai, raccontaci. Allora, perché ti Dai. piace questa storia? Perché Mi adesso piace stavamo parlando di tutt'altro. Non importa, Vabbè, raccontaci dalla... Racconto la storia. Allora, ritorniamo all'81, incontro con Andreatta. Io ero spalleggiato da Federico Caffè e c'avevo dietro una parte della Democrazia Cristiana, quella che faceva capo a Don Catten e alcuni altri illuminati, scusate, non illuminati nel senso tremontiano, illuminati nel senso buono. Poi c'era una parte dei socialisti, perché il Partito Socialista c'era dei grandissimi economisti, ma purtroppo non andavano d'accordo con Craxi perché lo accusavano di essersi corrotto e quindi erano rimasti un po' così. Poi c'era una parte del Partito Comunista che faceva capo al CESPE, Centro di Studi e Politica Economica, che era il centro studi del PC, guidato dal professor Azzolina. E quindi io andavo in giro dicendo ma qui stiamo sbagliando, e mi scontravo a destra e a sinistra, poi ero abbastanza arrogante, no? Quindi ero aggressivo, infatti Andreatta si incavolava con mio padre e diceva ma ha preso tutto da tua moglie che è aggressiva, perché mia madre era una rivoluzionaria, insomma, vabbè. E quindi così, e quindi praticamente si sapeva che io avevo queste idee contro quello che si stava facendo. A un certo punto devo lasciare la pubblica amministrazione, siamo nell'86, perché erano arrivati tutti gli esperti del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, a noi ci avevano messo all'angoletto e facevano tutto loro senza capire niente di economia, secondo me, ma men che meno di Italia. A quel punto me ne andai nell'industria privata, poi tornai a lavorare a Houston, eccetera, eccetera. Però una sera dell'88, quindi mi sto avvicinando a Call, perché devo fare questa premessa, una sera dell'88 ero al convegno, quello che faceva tutti gli anni Don Catten a settembre a Saint-Vincent, e arriva una giornalista del Manifesto e fa ma lei aveva previsto che il debito pubblico avrebbe superato il PIL, che la disoccupazione giovanile sarebbe andata oltre il 50%, eccetera. E questi dati si sono rivelati esatti. In fondo lei perché se n'era andato dalla cosa? E coniò per la prima volta mi diede questa etichetta dell'oscuro funzionario che aveva dovuto lasciare l'amministrazione pur avendo ragione. Quindi ci fu una specie di kermesse mediatica a mio favore in Italia, per cui il Corriere della Sera, la Repubblica parlavano un pochino di me. Finché mi arrivò all'inizio del 1989 un biglietto di Giulio Andreotti che mi disse penso che lei abbia ragione, dovremmo cambiare l'economia di questo paese, ma ci vuole dare una mano? E io risposi entusiasticamente di sì. Nell'89 avevo 36 anni, non ero neanche bambinetto, però. Quindi io stavo nel consiglio di amministrazione dell'Agep Coll a Milano, quindi era prima dell'estate, e c'era il governo che era dimissionario, e quindi arriva il presidente, entra nella sala lì dove stavamo facendo il consiglio di amministrazione dell'Agep Coll e fa Galloni, devi correre a Roma. Dico, che devo? Perché? Che succede? Corri, ti autorizzo l'aereo dell'ENI, corri a Roma perché ti devi incontrare con un ministro, perché ti vogliono assolutamente.
Prendo sta aereo, arrivo a Roma, Palazzo Vidoni, c'era il ministro Pomicino che era il ministro della funzione pubblica e che poi c'era sto governo dimissionario, c'era poi quest'altro governo, così. Allora arrivo lì, vabbè, adesso a parte altri dettagli, ero un po' scettico, però no. Io poi lui l'avevo già incontrato quando era presidente della commissione bilancio, no? Dove adesso stanno i bravi Borghi e Bagnai. Mi guarda e mi fa: Giulio mi ha detto che avevamo a cagnare l'economia di questo paese, ma che avevamo fa? Io ho detto: ministro, non si preoccupi, metta me si faccia dare il Ministero del Bilancio, metta me a capo di tutta la struttura, al resto ci penso io, non si preoccupi. Cioè, proprio così, no? Vabbè, passa, insomma, entra l'estate, agosto, insomma, stavo in vacanza, arriva una camionetta dei carabinieri, che non c'erano i telefonini, mi spiegano che devo andare a Roma, e c'era lui lì, e mi fa: sono ministro del bilancio, che devo fare? E mi incarica a fare. Quindi io ho cominciato nel settembre del 1989 a cambiare l'economia dell'Italia, partendo da dove l'avevo lasciata 6 anni prima, cioè la relazione previsionale programmatica, che era un po' il DPF, l'antenato del DPF. Quindi ho cominciato a scriverlo con tutti gli altri criteri. Quindi sono andato avanti un paio di mesi, benissimo, con macchine, scorte, platee, eccetera, eccetera. Poi certo, io andavo sempre col ministro, andavamo per esempio alla Bocconi, lì con Monti, successe una catastrofe, perché sapevo che avevo ragione e che era facile dimostrarlo, però quello se l'è legato al dito, e vabbè. Poi a un certo punto cominciano ad arrivare pressioni contro di me dalla Fiat, la Fondazione Agnelli, non parliamo di Confindustria, non parliamo di Banca d'Italia, perché dava fastidio che ci fosse qualcuno lì, perché poi dovevano passare tutti per la mia stanza, capi di gabinetto, direttori generali, segretari generali, tutti passavano di lì, quindi effettivamente avevo in mano. Finché arrivò una telefonata a Guido Carli, che era ministro del Tesoro, con queste testuali parole. Poi io so che sono stati 2 spioni, ma adesso questo non ci interessa. So che c'è qualcuno lì al ministero che lavora contro di noi, perché il Ministero del Tesoro era più importante, però il Ministero del Bilancio era nello snodo fra i vari comitati interministeriali, e io stavo lì a controllare cosa passava e cosa non passava, perché poi quello è il potere nella burocrazia: fermare o accelerare i processi, fascicoli, decisioni. Facevo l'ordine del giorno dei ministri, scrivevo cosa dovevano scrivere, eccetera. E quindi praticamente capisco che in pochi giorni era cambiato completamente il clima, anche nei miei confronti. Allora entro nella stanza di Pomicino e comincio a dirgli: ma scusa, per caso sono arrivate delle telefonate, perché mi ero ricostruita la storia, a Carli, e ti hanno detto che facevi il ministro del Tesoro se a me mi mettevi sul binario morto? Allora lui mi fa cenno di stare zitto, di non parlare, ci sono i microfoni, mi fa segno: scrivi. E io scrivo questa cosa su un pezzo di carta. Lui la guarda, mi guarda e fa così. Poi lo fa in 1000 pezzettini e lo butta, perché dice: Galloni, ricordati, scripta manent. Purtroppo così. Quindi effettivamente andò così. Ma che cosa era successo? Che fino a prima dell'estate tutti, e quando dico tutti era sufficiente che fossero Mitterrand e Andreotti, erano contrari alla riunificazione della Germania. Dopo sono diventati tutti favorevoli. Che era successo? Che Helmut Kohl era andato da Mitterrand e gli aveva detto: se tu mi appoggi nella riunificazione della Germania, io rinuncio al marco che ti schiaccia, perché ci sarà la moneta unica. E i due si mettono d'accordo. Ma perché questo accordo fra Kohl e Mitterrand avesse un senso compiuto, bisognava depotenziare l'Italia, perché un'Italia forte e competitiva avrebbe schiacciato sia la Germania, che con la riunificazione perdeva colpi, sia la Francia, che era sotto di noi come competitività. Ecco che è lì dove è finita la storia dell'Italia, almeno quella storia. E io sono stato lì
poi me ne sono dovuto riandare la seconda volta dall'amministrazione, poi Don Accatten mi offrì di fare direttore generale al Ministero del Lavoro, lì ho fatto tante cose, poi alla fine mi hanno fatto fuori pure da lì, ma 10 anni ho fatto cose importanti che volevo anche raccontare lì a Rimini, ma già la prima è quella che insomma mi ha fatto conoscere a un pubblico un po' più ampio di quello a cui ero abituato nei 10-15 anni precedenti, insomma. Come vede lei questa nuova parola d'ordine, green ovunque, in tutte le scelte, diciamo, economiche e politiche? Io vedo che è già entrata in modo dirompente anche nelle politiche comunali. E la seconda, se posso approfittarne, è: dicono che sono imminenti delle nomine importanti a livello di apparati dello Stato. Io non ne so nulla di questa cosa, però sento fare richiami da più parti, se magari lei ci può dire qualcosa. Diciamo che per ragioni esistenziali che ho spiegato in un'altra mia pubblicazione, L'economia imperfetta, sono diventato per tanto tempo un uomo delle istituzioni e sono stato dentro, però poi ad un certo punto, del punto che sto vivendo in questa fase della mia vita, mi sento un po' un piede dentro e un piede fuori, quindi non sono stato più messo a parte di tutta una serie di cose di questo tipo, quindi non ti posso rispondere. Per quanto riguarda invece la prima domanda, dobbiamo sicuramente capire che l'ambiente è una questione fondamentale, fondamentalissima. E l'economia circolare è qualcosa che dobbiamo veramente considerare. Penso ad esempio a Roma, che siamo sommersi dai rifiuti, quando il problema degli apparati di pirolisi è la quantità di alimentazione degli stessi. Cioè ad esempio a Copenaghen hanno fatto una cosa faraonica con le piste da sci sopra, cioè una cosa meravigliosa che non si può fare a Roma, mi ha spiegato un tecnico, perché il clima è diverso, quindi non si può fare. Ma il problema che hanno in questi paesi dove sono più ambientalisti di noi è che fanno meno rifiuti e quindi non riescono ad alimentarli. Invece a Roma sarebbe una cosa ottimale, però non la vogliono fare perché devono fare le discariche, i cassonetti, i camion e tutto il resto appresso. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che, per esempio, noi abbiamo il surriscaldamento del pianeta e avrà delle conseguenze importantissime da tutti i punti di vista, considerando che questa volta l'antropizzazione è elevatissima, a differenza di quello che è successo tantissime altre volte nella storia del pianeta. Quindi non è stato l'uomo a creare il surriscaldamento, ma sono cicli solari, galattici, terrestri, eccetera, eccetera, per cui ogni tanto si sciolgono i poli e allora vuol dire che è molto caldo e si vive, siamo arrivati a vivere tutti in Antartide in una certa epoca, perché i carotaggi l'hanno dimostrato. Poi ci sono delle fasi in cui c'è tantissimo, c'è invece insomma il contrario, c'è tantissima glaciazione e allora si può vivere solo nella fascia equatoriale. Per dire, queste cose sono successe tantissime volte. Allora la sfida è come l'umanità con le tecnologie di cui dispone oggi può affrontare questo cambiamento. Invece si insiste nella stupidaggine di fermare il cambiamento. Questo cambiamento non si può fermare, non abbiamo gli strumenti per cambiare il clima, abbiamo gli strumenti per affrontarne le conseguenze, ma dobbiamo unirci e collaborare. E per dimostrarti questa cosa ti dico che ti cerco di spiegare perché ce l'hanno tanto con l'anidride carbonica, perché di tutte le componenti che influiscono sui cambiamenti climatici, una delle più importanti sono i gas serra. Ma dei gas serra il 98% è costituito da vapore acqueo. Del resto 2% è quasi tutto anidride carbonica. Di questo 2% dei gas serra, la parte fatta dall'uomo è la metà.
ed è aumentata da una percentuale piccola prima della rivoluzione industriale a una percentuale alta che però non arriva allo 0,75 del totale dei gas serra. Però questa componente è l'unica su cui si può influire. Quindi il motivo per cui tutti questi summit, questa storia dell'anidride carbonica, questa storia, questo e quell'altro, nasce dal fatto che l'unico gas serra su cui si può influire è l'anidride carbonica, dimenticando che l'anidride carbonica su cui si può influire, cioè quella prodotta dagli umani, è meno dell'1% del totale dei gas serra. Quando si comincerà a capire l'inganno di questa impostazione, forse si comincerà ad avvicinarsi a delle cose, a delle soluzioni. Così come non è che l'economia circolare è la soluzione per tutte le problematiche dell'economia contemporanea, come ho detto prima. Però certo può dare un grande contributo, è un aspetto di enorme importanza che va considerato. Però attenzione a non cadere nella trappola. Non abbiamo gli strumenti per arrestare il cambiamento climatico, abbiamo gli strumenti per affrontarlo. Una domanda molto semplice: come vede lei per i prossimi 5, 10, 15 anni l'impatto praticamente di questo grosso paese dal punto di vista economico sull'Europa, sul resto del mondo? E poi questo virus che sembra più qualcosa di politico, economico, forse per frenare appunto l'accelerazione economica di questo grosso paese, no? Alla fine poi questo virus si spera che lo fermeranno, ma poi la Cina continuerà a crescere, dico io. Lei come pensa saranno i prossimi anni dal punto di vista economico di risvolto, diciamo, verso l'Europa? Grazie. Ricordo solo che c'è tutta una componente statunitense che è quella più diciamo meno progressista, che ha sempre avuto un dialogo più aperto con la Cina, considerando l'Unione Sovietica e poi la Russia il principale avversario degli Stati Uniti stessi. È una questione di geopolitica. Quindi quando in Cina è successo, diversamente da quello che accadeva nel mondo socialista con la caduta del muro di Berlino, eccetera, che la nomenclatura in Russia ha preso il potere diventando liberista e filocapitalistica e di mercato. Invece in Cina c'è stato un processo diverso, perché hanno mantenuto le idee anche confuciane, se mi è permesso, di Mao Zedong, però hanno cioè accettato il mercato e il capitalismo, però hanno mantenuto la guida centralizzata del Comitato Centrale del Partito Comunista. Questa cosa si interseca negli anni 90 con la necessità nei paesi industrializzati, dove i movimenti, i partiti, i sindacati operai sono stati sbaragliati e i salari sono crollati e l'occupazione è crollata, di fargli importare prodotti alimentari e tessili e non solo di bassissimo prezzo e ovviamente di bassissima qualità, e viene liberalizzato con l'accordo GATT la Cina. Quindi la Cina diventa quel grandissimo esportatore che sappiamo, perché occorreva rifornirci di prodotti, seppure di bassa qualità, di basso prezzo, perché i nostri redditi erano calati del 40% in un decennio o in un quindicennio. Va bene? Fino a qui ci siamo. A un certo punto, e siamo nel 2011, il Comitato Centrale del Partito Comunista prende una decisione fondamentale, strategica, cioè dice: va bene, adesso abbiamo esportato, eccetera, però d'ora in poi dobbiamo cominciare ad investire di più nella economia interna. Dobbiamo fare più investimenti all'interno, dobbiamo far crescere salari e occupazione interni, non solo per via delle esportazioni, ma anche per gli investimenti che facciamo al nostro interno. Quindi da una parte fiumi di yuan vengono stampati, tanto la valuta di riserva dello yuan è il dollaro. Questo è il grande inganno, cioè la Cina da una parte deve far finta che c'è la guerra con gli Stati Uniti, in realtà si sostengono a vicenda, no?
Ma qual è la conseguenza di dare più importanza alla domanda interna, agli investimenti infrastrutturali interni, alla crescita di salario e occupazione? Che i profitti continuano ad aumentare, ma devono aumentare di più gli investimenti e la crescita dei profitti è minore della crescita degli investimenti. Quindi cosa succede? Che gli operatori di borsa apprezzano che c'è un calo nel saggio del profitto, perché i profitti possono aumentare, ma se gli investimenti aumentano di più, il saggio di profitto si riduce e il saggio di profitto è ciò che guarda l'investitore in borsa. Può essere pure l'operaio che ha risparmiato l'equivalente di $800 e non si è comprato la motocicletta e li ha messi in borsa perché le borse cinesi rendono. Ma al momento in cui vede che il rendimento delle azioni del suo paese non è più così alto, si va a comprare la motocicletta e questo sostiene la domanda interna. Quindi, siccome il Comitato Centrale del Partito Comunista ha ribadito questa linea, era da scontarsi un crollo delle borse. Con il coronavirus lo hanno anticipato e questo per loro è benefico. Perché invece di esserci un calo delle borse, perché hai fatto troppi investimenti all'interno, sono cresciuti i salari, è cresciuta l'occupazione e tutto sommato hai capito che l'epoca delle grandi esportazioni non è stata superata, invece in questo modo ammortizzi il clamore di un crollo delle borse, perché dai la colpa al coronavirus. Quindi quei funzionari del Partito Comunista che non hanno pubblicizzato la gravità dell'epidemia sono stati cacciati. Quelli che invece sono scesi in strada con i bandieroni, blocchiamo tutto, addirittura alcune città si sono messe in quarantena da sole senza che ce ne fosse bisogno. Ma sono impazziti? Non è che sono impazziti, questa è la mia analisi, attenzione, non è che ho la verità in tasca, può darsi pure che ogni tanto qualcosa potrò sbagliare anch'io, no? Però se non sbaglio questa è la mia interpretazione. E per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, io sostengo in questo testo che in pratica la Cina così è entrata nella fase post-industriale, che da noi è costata un trentennio, dall'80 al 2010 circa. La Cina ci sta entrando adesso nella fase post-industriale, quindi ci sarà meno occupazione industriale e più occupazione nei servizi, ma non ci resterà 30 anni, non ci resterà per i prossimi 20 anni, i processi vanno più veloci. La Cina fra 4-5 anni sarà nella situazione in cui siamo noi adesso, a cercare il post-capitalismo, la soluzione al post-capitalismo, che non c'è, perché non tutti leggono i libri del professor Galloni, ovviamente. Però la soluzione qual è? La soluzione che io auspico, perché voglio bene agli esseri umani, è che ci si mette intorno a un tavolo e si fa una nuova Bretton Woods, si decidono nuovi accordi, si sterilizzano i titoli tossici, ci si mette d'accordo su una circolazione di moneta internazionale, come diceva Keynes, ma soprattutto sulla circolazione delle monete nazionali e locali, perché quello è poi il discorso che abbiamo in qualche modo fatto finora. In alternativa a questo ci può essere anche lo scontro bellico. Io tendo a escluderlo perché la potenza degli ordigni termonucleari a disposizione è tale che gli stessi vertici militari si rifiutano di portare avanti una soluzione del genere. Però gli umani, tra i loro tanti pregi e difetti, hanno che sono un po' pazzi, quindi questo non è che lo posso escludere. Diciamo che gli do una probabilità minore. Poi ci può essere un accordo solo di una parte dei paesi emergenti, Cina, Russia, India, eccetera, che fanno un accordo, e gli Stati Uniti che fanno resistenza. Però a quel punto dovrebbero anche loro cercare di accordarsi. Ecco, qui diventa più difficile assegnare le percentuali di probabilità. Io propendo per la necessità di un accordo internazionale una volta che anche la Cina fuoriesca dalla fase post-industriale, visto che il tentativo di Trump di fare la stessa cosa, cioè sviluppare la domanda interna,
diminuire le importazioni, tanto loro esportano servizi ad alto valore aggiunto, non gli interessa il commercio internazionale in realtà, però se diminuiscono le importazioni praticamente hanno bisogno anche di un dollaro sottovalutato, cosa che non avviene perché la Fed non ubbidisce a Trump e soprattutto perché l'Europa, facendo politiche di quantitative easing e di svalutazione monetaria, tiene l'euro al di sotto della sua reale quotazione rispetto al dollaro. E questo è il motivo per cui Trump deve inscenare delle guerre commerciali con la Cina, perché se non gli svalutano il dollaro e non gli rivalutano lo yuan, deve fare così per mantenere le sue promesse di crescita occupazionale e industriale interna. Però non è, secondo me, non è che gli Stati Uniti grazie a Trump torneranno a essere la potenza industriale degli anni 50 e 60. Il mondo va avanti e quindi la prospettiva è quella di una post-industrializzazione rapida dei paesi emergenti e poi dopo dovremo fare i conti. Io volevo un suo parere sull'obiettivo della diminuzione del contante sia a livello, diciamo, Europa e a livello nazionale anche. Io personalmente sono contrario alla eliminazione del contante perché sono favorevole a tutte le soluzioni flessibili, così come quando ero negli Stati Uniti che ci fu il blackout, le case avevano tutte chiavi elettroniche, cioè non c'era era tutto elettrico, andata via la luce o eri chiuso dentro casa o eri chiuso fuori di casa. Quindi conservare la chiave meccanica significa, la chiave classica significa sapere che comunque puoi entrare e uscire di casa, per fare un esempio. È la stessa cosa un pochino col contante, perché la carta di credito è comoda sotto certi profili, però come ti possono rubare il contante ti puoi perdere la carta di credito o un ente sovraordinato te la può bloccare. No? Questo è stato. Ma perché la Grecia ha dovuto arrendersi a un certo punto che sembrava potesse riconquistare la sua moneta nazionale e salvarsi? Perché Varoufakis si era impuntato sulla moneta elettronica, voleva che la nuova dracma fosse una moneta elettronica, quindi tutti forniti di carte di credito in nuove dracme. Allora, invece, che è successo? Che quella mattina i greci sono andati ai bancomat e Draghi aveva chiuso i rubinetti, quindi non c'erano più altri euro che non fossero quelli che avevi in casa. Non uscendo niente dai bancomat, la gente è impazzita, si sono dovuti arrendere. Se avesse fatto uscire le nuove dracme dai bancomat, la gente avrebbe detto: boh, ma che è sta roba? Boh, vabbè, i negozianti, le cose, dice vabbè, è la nuova moneta, eccola, ecco la nuova moneta. Una dracma, un euro, poi si vedrà. Non so se mi spiego. Quindi è chiaro che bisogna mantenere il contante, è chiaro che non è che dobbiamo regolare tutto in contante, è chiaro che con gli assegni non solo postdatati ma anche con la girata multipla c'era più liquidità, no? Era meglio. Hanno abolito le girate degli assegni, di fatto le hanno abolite e poi vogliono abolire il contante. In realtà poi che cosa succederà? Che avremo un microchip sotto la pelle, ma poi qualcuno da qualche parte potrà decidere che noi non esistiamo più e allora non ti potrai andare a comprare neanche un tozzo di pane, e quindi credo che bisogna mantenere il contante. Io volevo chiedere una cosa: il coronavirus si è portato via tutta l'attenzione di un fenomeno che è successo, che fine gennaio c'è stato Brexit. Dal suo punto di vista, il fatto di Brexit e poi i tensioni che ci sono in Francia con i gilet gialli che continuano ormai da mesi a fare attività di guerriglia addirittura nelle città, può dare una spallata a questo sistema chiamato Europa? Il problema più grave della Brexit stava nella strumentalizzazione mediatica, nella paura che qualcuno lo volesse ripetere, nelle conseguenze sulle situazioni dei rapporti con l'Irlanda e con la Scozia.
Lì c'è il problema Brexit, perché in realtà la Brexit io ho sempre sostenuto che potesse essere una tempesta in un bicchiere di acqua. Primo perché l'Inghilterra non aveva mai aderito all'euro, quindi c'era nessun problema. Poi dopo l'Inghilterra diceva quali sono le regole, ma che gli italiani ne abbiamo bisogno, che vengano, non terrorizzare i ragazzi, ma allora non possiamo, ci espellono dall'Inghilterra. Questo mi ricorda una mia collaboratrice rumena, che una volta c'era una partita di calcio tra l'Italia e la Romania e c'era questo giocatore rumeno, adesso non mi ricordo come si chiama, e allora lei era disperata, dico Anica, ma che c'hai? Ecco, oggi c'è la partita della Romania contro l'Italia, vince la Romania e domani tutti i rumeni vengono espulsi dall'Italia. Dico Anica, non ti preoccupare, non so chi vince, ma non sarete espulsi perché? Allora io volevo sapere una cosa da lei, visto che è stato nelle istituzioni, che ha visto come funzionano, che è stato espulso dalle stesse, ha ancora fiducia che si possa risolvere politicamente la faccenda o c'è la terza via? La terza via non credo che sia una rivoluzione di tipo classico, diciamo, come quelle che abbiamo visto nella storia, che tante volte vanno a creare anche più problemi di quelli che risolvono. Ci può essere la questione delle 100 scimmie, cioè che la 100ª scimmia, che può essere stato anche un po' quello che successe ai tempi dei tempi con l'agricoltura. Non ho questa fiducia smisurata nella tecnologia, che il rapporto fra democrazia e tecnologia, non ci credo molto a quella cosa lì, non mi suona bene. È uno strumento che possiamo utilizzare perché per esempio con tutti i loro difetti le primavere arabe si sono basate sui telefonini, no? Perché con una rete di telefonate 100.000 persone scendono in piazza immediatamente e la polizia non li può fermare perché sono comparsi lì così autonomamente, non so se vi spiego, però pensare che siccome poi ci sono state pensare, ho detto con i loro limiti e difetti, era solo per fare un esempio, pensare che praticamente attraverso un social o l'equivalente di un social criptato, tutto quello che si vuole eccetera eccetera, la gente possa esercitare facilmente il proprio volere, che è la democrazia, diventando una sorta di democrazia diretta, questa cosa non mi convince, ad esempio. Il problema è che a mio avviso delle istituzioni pubbliche, ovvero dello Stato come è scritto nella nostra Costituzione, abbiamo bisogno. Ovviamente è stato invaso da persone che possiamo considerare degli usurpatori, ma questo non vuol dire che le istituzioni non siano buone. Non sono buone le persone che le occupano e che sono state messe lì anche come accadde quando me ne andai la prima volta, perché erano arrivati questi del Fondo Monetario della Banca Mondiale a sostituirci, che non capivo perché nel momento in cui noi eravamo competenti, eravamo gente in carriera perché ci credevamo, e questi qui erano arrivati così, fra l'altro strapagati, fra l'altro, mentre noi avevamo stipendi piuttosto bassi, ma adesso non era il problema dello stipendio. Un'ultimissima cosa, per quanto riguarda la cosiddetta sovranità individuale e tutti quanti quegli agganci che ci sono adoperando le norme UCC e tutto il resto, che sono leggi loro, però non sono precluse a noi. Diffondendole si può fare qualcosa? Sì, quello è un buon percorso, andrebbe spiegato meglio perché magari molta gente adesso in sala non lo sa. È quello di rivendicare la propria autonomia, la propria sovranità. Questo si può fare, ovviamente nel caso estremo che poi dopo tu dici allora io non pago più le tasse perché non le devo pagare, sono un soggetto extraterritoriale eccetera eccetera, no? Se si è tanti è l'inizio di un cambiamento, se si è pochi si rischia poi di venire massacrati, insomma, ecco, ma questo è un altro discorso. Lei, professore, è stato lungimirante quando aveva previsto la disoccupazione, che il PIL poteva superare il 100%. Qui in Veneto abbiamo avuto un dramma, le nostre banche popolari. Lei è stato da me a Resana nel 2013 quando ero sindaco e mi aveva detto esattamente quello che è successo. Cioè o lei è mago o lei è veggente.
Come ha fatto a capire quello che è successo, che oggi invece danno colpa al dissesto bancario, mentre le commissioni parlamentari d'inchiesta danno la responsabilità a Banca d'Italia e nessuno fa niente? Come ha fatto lei a capire per tempo quello che sarebbe successo in Veneto? Grazie. Beh, una risposta un po' antipatica che ti posso dare è che gli economisti sono di due tipi: quelli che studiano l'economia cercando di capirla e qualche volta ci riescono, e quelli che invece devono dire delle cose perché stanno sul libro paga di qualcuno che li paga perché dicano quelle cose là. Ecco. Sì, sì. Volevo fare riferimento agli ultimi proposte tipo il meccanismo europeo di stabilità, l'unione bancaria e quant'altro. Secondo lei, visto che l'Italia, differentemente da quello che dicono, è un paese ricchissimo, perché qualcuno ha stimato circa 9.000 miliardi di ricchezze immobiliari, finanziarie, non è che ci vogliono rapinare? Allora, l'Italia è l'unico paese al mondo in cui una percentuale pari a, che corrisponde a 1.300.000 persone, ha in banca più di 500.000 euro liquidi, oltre case, castelli, macchine, aeroporti e quello che ha. È un'altissima percentuale, quindi quello è sicuramente un bocconcino interessante, come le nostre proprietà immobiliari, eccetera eccetera. Però il problema del MES, che il MES nacque in base a questo discorso: siccome la BCE non può comprare i titoli di Stato sul mercato primario, allora facciamo un ente che operi in questo senso nel caso ci sia necessità. Ognuno contribuirà secondo la propria importanza e poi dopo si vedono le esigenze. Quello che viene raccolto in realtà potrebbe aiutare un paese piccolo che ne so, il Lussemburgo, forse sì e no bastava per la Grecia, eccetera. Un paese come l'Italia o la Francia dovesse andare in default, quello lì non serve a niente. Questa è la prima cosa. Poi non è vero che la Banca Centrale Europea non può comprare le azioni sul mercato primario, perché invece ci sono le outright monetary transactions, che sono il caso estremo in cui la Banca Centrale compra i titoli dello Stato in difficoltà e in cambio lo commissaria mettendoci la troika, e questo è successo già con la Grecia. Quindi quello è il meccanismo bruttissimo, ma c'è. Poi andiamo a costituire un ente che è fuori dalla nostra civiltà giuridica, perché non si vanno a depenalizzare dei comportamenti. Cioè tu, un Parlamento può dire che una certa azione non è più un reato. Questo lo può fare, ok? O introduce un nuovo reato o elimina un vecchio reato. Questo lo può fare un Parlamento. Ma nessuno può dire che una persona, perché fa parte di quella istituzione, è fuori dalle leggi, perché è vero che i servizi segreti lo fanno, ma non è una cosa tanto pacifica, mentre invece lì sarebbe riconosciuto dalla norma. Allora che cosa succede? Che lì vanno a mettersi d'accordo non si sa chi ha dato l'ok, ma se è vero che ha dato l'ok Conte o qualche altro personaggio politico, non è possibile che adesso la ratifica sia fatta da dei tecnici, perché il meccanismo giuridico è esattamente il contrario. Quando io ero direttore generale, il ministro non firmava una carta se non c'era stata, in genere predisponevo anche gli atti, però lì controfirmavo, ma io ero l'organo tecnico, era lui che firmava per ultimo perché era organo politico. Vi immaginate che il ministro firma e poi lo porta a fare la vidimazione il direttore generale? Allora è il direttore generale che comanda. Quindi delle due l'una: o in Europa comandano i tecnici, e già lo sappiamo, ma questo è antigiuridico, perché non sono eletti, eccetera, oppure la devono ratificare i politici, e allora i politici possono dire di no. E chi ha detto di no al MES? La Germania, perché la Corte Costituzionale, su sollecitazione di alcuni politici, ha detto che il MES non è costituzionale e quindi l'ha congelato.
quindi non si vede perché invece noi dobbiamo firmarlo per forza. Allora, mo vi spiego come falliscono queste banche. Queste banche falliscono, primo perché hanno una contabilità sbagliata, secondo, ma questo è di meno il caso italiano, perché sono pieni di titoli tossici e fanno tutto tranne che le banche. Terzo, perché lesinano i prestiti ai piccoli, agli artigiani, alle imprese e alle famiglie, che sono invece quelli che li restituiscono, e invece danno dei prestiti da 500.000 euro a 500 milioni in su a grandi gruppi, i quali non devono fare degli investimenti produttivi perché aspettano rendimenti finanziari più elevati che poi non ci sono, e allora quei soldi sono persi. Dopodiché il buco in bilancio, questo l'ho visto nelle banche venete, non sono sicuro che sia lo stesso in altre banche che non ho studiato, però chi c'è lì mi dice: guarda Nino, è la stessa cosa. È così, perché hanno lesinato di guadagnare loro stesse sui prestiti ai piccoli e hanno dato affidamenti esagerati a chi poi quei soldi li ha persi. E poi dopodiché si decide qual è il meccanismo, o sulla fiscalità generale, cioè noi tutti che paghiamo le tasse dobbiamo compensare sta cosa, oppure il bail-in, per cui pagheranno prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti subordinati, poi gli obbligazionisti ordinari, poi i depositanti oltre i 100.000 euro, e poi un giorno faranno una normetta che diranno che tutti i depositanti devono pagare. Beh, Dio mio, dovrebbe vedere i bilanci. Teoricamente tu come socio di una banca puoi come dire, organizzare anche un gruppo di minoranza che chiede di vedere i bilanci, e nei bilanci queste cose ci sono, perché loro registrano se hanno prestato 500.000 euro a Benetton e non hanno prestato 10.000 euro al disgraziato che doveva allargare la pizzeria. Cittadino, come socio della banca, se sei socio della banca, hai diritto a farti vedere i bilanci. Ti devi organizzare in un sindacato di soci, di minoranza, di maggioranza, eccetera, eccetera, perché nel caso delle banche venete c'era una maggioranza di soci che non è mai andata a vedere. Si sono disperati quelli che ci hanno perso i loro risparmi, certamente, però bisognerebbe organizzare una certa presenza, un certo controllo democratico attraverso degli organi, perché ci sono consigli di amministrazione, ci sono collegi sindacali, eccetera, eccetera, i quali se non fanno il loro mestiere poi alla fine vengono anche messi in prigione. Non è che non ci vadano in prigione, ci vanno. Però appunto è il problema di controllo di come i piccoli azionisti, che sono magari 10 milioni di soci con un'azione, per dire, sono surclassati da quello che magari ha un pacchetto importante che arriva al 5% e col 5% controlla l'azienda e nomina l'amministratore delegato, nomina il direttore generale e impedisce la trasparenza. Quindi il problema della trasparenza nelle nostre democrazie, la partecipazione, bisogna interessarsi delle proprie cose, come diceva Platone, e con questo chiudiamo. Platone cosa diceva? Il prezzo che devono pagare gli onesti per non interessarsi della cosa pubblica è quello di essere governati dai ladri.